Sì? Il telefono non smette di squillare a casa Gentilini, decine e decine di chiamate di auguri per i 93 anni dello sceriffo. Oggi io compio 93 anni, ma sapete, torna a fiorire la rosa che pur dianzi languia e quindi ritornerò molto presto in mezzo a tutti voi e alla città di Treviso. La grinta è quella di sempre, nonostante sia appena uscito dall'ospedale per un intervento alla cistifellea. È stato un incidente di percorso, ma l'ho superato e quindi torno più forte di prima. La giornata è iniziata presto con al fianco la moglie Maria, la torta pronta sul tavolo per festeggiare. Immancabile la lettura dei quotidiani perché l'interesse per ciò che accade a Treviso è sempre in cima ai pensieri dell'ex sindaco, con il leone di Casugana ancora pronto a ruggire quando si tratta di politica. Adesso vedo che c'è soltanto la corsa alla sedia, allo scranno e in ultima fase pensano alla città e ai cittadini d'Italia. Pronto a sferzare anche quando si tratta del suo partito, come l'ultima polemica sui 5.000 euro richiesti dalla Lega ai consiglieri regionali per finanziare la campagna elettorale. I denari li devono versare coloro che saranno candidati, perché c'è una grande battaglia fra candidati, lotta all'ultimo sangue, e quindi chi vuole arrivare allo scranno di Roma deve pagarsi le spese. Poi la giornata prosegue in centro con l'immancabile brindisi ai due mori, attorniato da amici e fedelissimi, ma dai tanti cittadini che arrivano gli auguri più cari. Io voglio anche ringraziare tutti quanti delle dimostrazioni di affetto e simpatia che da questo momento non si fermano più. Ricordatevi cittadini che io non ho nessuna intenzione di mollare. Io voglio tornare in mezzo a tutti voi e concorrere a decidere le sorti della città di Treviso e della nostra civiltà.